Puccinelli, Agostini, bomba da fuori, gol! Sorpreso Simone Corona dalla bomba di Agostini. Il Breganze, mai forse era successo, 40 secondi. Ora riparte uno dei tagliapietre esterni, uno dei due tagliapietre esterni, ovvero col 27 è Giovanni. E c'è il gol Fredda Capitan Borsi, Fredda Giuseppe Tagliapietra, palla nel 7 alla sinistra del portierone. Cairo cerca di mettere in mezzo, niente di fatto. Fischiano, la sirena manda tutti a rifiatare quel minutino che basta quando mancano 7:09. Rigore, si incarica Volpe. Ricordiamo che quest'anno il rigore il giocatore può muoversi, non è costretto a tirare. Corona contro Volpe, Volpe contro Corona. La gli è tesa. Bomba di Volpe su Corona e poi Volpe! Alza e schiaccia! Magia di Jacopo Volpe, lucidissimo! Dopo la bella rispinta di Corona. Prezzo del biglietto per questa girandola al volo di Cairo. Fallo commesso sul numero 5, Manrique. Attenzione perché vedo una mano in tasca. Però sì, c'è un cartellino. Decifriamo, è un warning. Recupera Sarzana, Rubio sotto di noi, passa veloce, palla in mezzo, bellissimo, al volo, il gol del numero 27, Munne, una staffilata però bellissimo il passaggio. Tabarelli, De Rinaldis, Tabarelli, che gol, Tabarelli, Fredda, subito, Breganze, presentatosi a tu per tu con Tagliapietra, forse Breganze in questo secondo tempo, o vogliamo dire che è sopratono, è migliore l'avvio della squadra ligure di Sarzana. E c'è il gol! Con anche un po' di fortuna, la palla scavalca Corona e il Breganze torna sul livello del mare, pareggia. 3 pari, 8 falli per Breganze, 7 per Sarzana, parità su tutto, di intenti, di intenzioni, Tabarelli, rigore. Attenzione, Tabarelli velocissimo, sceglie di non battere, sfruttando sicuramente le sue capacità di velocità, di controllo. E purtroppo per Breganze, non me ne vogliono i sarzanesi, ma commento rossonero. La lotta personale con Simone Corona. Per adesso siamo 3-0 per Corona, anzi no, mettiamola 4-1 visto che il primo in apertura l'ha ancora. E attenzione, rigore. Si taglia l'area col coltello. Volpe contro Corona, Volpe ancora questa volta Corona respinge distanti a Volpe, non riesce il tap-in. Spettacolo. Fare rialzare la testa Breganze almeno a livello del mare con il pareggio del 4-4. Brutto fallo, ho paura, commesso da Borsi che si becca un blu di Capitan Blu a Capitan Borsi. Essere stati raggiunti e sorpassati, ripareggio, di nuovo sorpasso. Blocco e fallo. Eccolo qua, il fatal fallo, arriva prima quello di Breganze. Munne, 1, 2, 3, 4 finte, Tagliapietra salva tutto! Gioca, vogliono rimanere a 5 quelli di Breganze, Costenaro che si mette come ultimo uomo. Riesce a mandare fuori di Tabarelli, 13 secondi, la palla rimane a Tabarelli che la butta dentro. È lui, Tabarelli, che ha deciso questo secondo tempo. Chapeau a Lucas Tabarelli.